quanti sono gli installatori o system integrator low cost, chiamiamoli come vogliamo, insomma, quelli che oggi fanno gli impianti di allarme, quanti sono quelli che vanno dal cliente a fare un'analisi del rischio? E per analisi del rischio intendo, a questo punto, visto che l'hai citato tu, anche informatico, cioè uno dovrebbe, uso il condizionale, dovrebbe essere cosciente di tutti i rischi a cui è sottoposto quel cliente, sia fisici che informatici, perché se fai il nostro lavoro sei chiamato a farlo, correggimi se sbaglio. No, ecco, è tutto giusto. Ma secondo te realmente, no? Quanti sono quelli che lo fanno? E ti giro la domanda: e quanti sono invece i clienti che capiscono di averne la necessità? Perché secondo me le cose vanno a braccetto, no? Sì, assolutamente. Ma certo, pochissimi, cioè, la risposta è implicita nella tua stessa domanda, e questo è evidentemente, non dico che sia un problema, perché allora bisogna calarsi in quella che è la realtà, no? Effettivamente rischio, frequenza per magnitudo, possibilità che un danno accada moltiplicato, cioè scusate, entità del danno moltiplicato la probabilità che esso accada. Ecco, quindi evidentemente ci troviamo spesso di fronte a situazioni dove il danno non è dal punto di vista materiale così evidente, no? Cioè, perché subire un'intrusione è un trauma di natura psicologica, cioè, ha delle implicazioni che non sono solo legate al vil denaro. Cioè, la compagnia dell'assicurazione ti copre, cioè il ricco che cosa gliene frega se gli rubano le robe? Cioè è ricco, voglio dire, no? Perché se voi è ricco dice vabbè, l'assicurazione un 30 o un 40% me lo dà, il resto me lo ricompro, no? Quindi paradossalmente più tu sali, più questo fatto, diciamo così, non è spendibile da questo punto di vista. Però ecco, indubbiamente bisogna capire chi ha la responsabilità, perché io sottoscritto Davide Crosetto ti ordino queste cose e dichiaro che sono conformi al rischio. Sono io, il cliente finale, che vado da Davide. Adesso noi abbiamo questa omonimia, ma insomma, io faccio il Davide che compra, tu sei quello che vende. Che vende. Cioè, sì. Ci ho detto, è evidente che è un rischio che corre l'installatore questa volta, perché se lui non formalizza il fatto che comunque l'analisi dei rischi c'è stata e dice ma qui mi hanno rubato, non so, è venuto, ha fatto lui, cosa ha fatto lui? Cioè, se non stai attento, se trovi quello che sa muoversi, va a finire che ti chiede dei soldi, ecco, no? Cioè, quindi è delicato come settore. Non bisogna, ecco, l'errore che dicevamo prima, mettersi dire ma noi queste robe non le facciamo. No, tutto si può fare se ci si organizza in questo senso. Però ecco, indubbiamente c'è bisogno anche qui di calarsi, cioè se uno ha già un ciclostile fatto bene, lo prende, lo mette nel cassetto, è a posto, perché c'è la firma del cliente sul fatto che l'ordine stesso, come dire, da un certo punto di vista configura l'avvenuta analisi dei rischi. Va fatto in un certo modo questo documento, metto via. Se questo non l'hai fatto, non solo è probabile che tu venda un prodotto magari anche sottostimando quello che poteva essere il potenziale di quel cliente, che quello era disposto a spendere di più se gli facevi capire delle robe. Tu dici ah no, le metto questo, 3 stop alle pareti, via, no? Va bene, cioè, è speculativo come atteggiamento. Nel lungo termine rischia un attimino di
avere degli effetti negativi, ecco. Quindi io dico che assolutamente la vigna adesso è matura, cioè la sensibilità da parte dei clienti esiste. Sì, però Davide, tu lavoravi già in questo settore quando dicevi l'antifurto, la gente non sapeva cos'era. Adesso quantomeno sa cos'è. Sì, però non si è investito, e qui il concetto è ampio, se dico non si è, parlo di noi, di voi, di tutti, no? Nel senso, non voglio dare la colpa a nessuno, voglio dare la colpa a tutti. Secondo me non abbiamo trasferito dei concetti rivolti all'utente, dico, nel modo corretto, ovvero se ci troviamo oggigiorno che il cliente cerca il prodotto, quale prodotto mi consigliate? Credo che sia la domanda più gettonata nei gruppi, oppure ho un preventivo con questo, un preventivo con questo, un preventivo con questo, quale mi consigliate? È benedetto dal Signore, se non so come è fatto quell'impianto, che cosa ti consiglio? Sì, certo. Cioè, ok, però al cliente arriva questo messaggio, o è arrivato questo messaggio. Poi lasciamo perdere che un giorno in una discussione a seguito di un post di un caro amico mi sono permesso di dire questa cosa, no? Apriti cielo, mi è stato detto: io non mi sento in alcun modo responsabile perché l'azienda mia, di mio padre, 50 anni, 60 anni, 70 anni, non me ne frega niente, cioè il risultato ce l'abbiamo sotto gli occhi tutti i giorni, e quindi sfido chiunque a dirmi no, hai torto, perché il mercato si è mosso nel modo corretto. Non si è mosso nel modo corretto, altrimenti non avremmo questi risultati, punto. Ma questo è il punto di vista di Davide Marcomini, no? Se io vado dalla signora Maria e l'impianto d'allarme lo faccio come voglio io, perché lei potenzialmente non sa di che cosa stiamo parlando, nel senso, tu hai detto sa che cos'è un impianto d'allarme? Sì. Non sa che cos'è l'analisi del rischio, non sa che cosa vuol dire fare sicurezza, figurati se sa come funzionano le tecnologie della rilevazione, e quindi si trova davanti con l'installatore che gli butta fuori un sensore esterno, non parlo di marche, di modelli, perché altrimenti apriamo dei capitoli infiniti, e gli dice: sei sicura così? Ci va un altro e gli dice: no, tutto sbagliato. Tutto sbagliato, la norma dice che ti devo proteggere la porta, la finestra, dall'apertura, dall'effrazione, e il conto sale. La signora Maria, che non ha capito nulla di tutto ciò, che cosa fa? Sceglie quello la cui riga in basso a destra comporta il totale inferiore, no? E quindi prendo quello. Ma in tutto ciò la sicurezza dov'è andata a finire? Cioè, abbiamo iniziato questo discorso parlando di analisi del rischio. Effettivamente non abbiamo trasferito qual è il rischio potenziale. Non è che se il rischio è X, quel rilevatore esterno mi ripara da tutti i rischi. Chiaro. No, ma sono d'accordo con te, però diciamo ormai la strada è tracciata, perché anche le normative, quelle europee in particolare, hanno poi introdotto il concetto di ladro, perché prima era una normativa squisitamente tecnica quella del CEI. Sì, si accennava che esiste, diciamo, diversi livelli a cui corrisponde effettivamente, però poi la normativa europea questo l'ha chiarito meglio, cioè il livello basso è quello del ladro basso, no? Come abbiamo detto, no? Noi parliamo tanto di bit, di segnali, di protocolli, no? E pochissimo di ladri.
Invece bisogna capire, la manomissione che non genera alcun segno di avvenuta manomissione. E questo è un problema grosso. Fare capire questa cosa qui, allora tu dice, ma mi ricordo una battuta che facevo io tempo fa, dice, guarda che tagliare i fili in un sistema senza fili, no, è ancora più facile perché i fili sono dappertutto. In qualsiasi punto ci sono, quindi tu non hai problemi a doverlo trovare. Dice, ma tutti sti fili, quale sarà quello giusto? No? Sai, i film dove si vede quello via radio, quell'altro dice taglia il rosso, no? E sta per scadere il tempo, tac, e si ferma il conteggio, ecco, queste robe qua. Perché poi se parliamo della signora Maria vive questo immaginario. È giusto quello che tu dici, non ha capito niente, però quello che capisce la signora Maria è che comunque vuole comprare da un'eccellenza, cioè vuole sapere che sta lavorando con qualcuno che è un'eccellenza, è uno bravo, che è il system integrator low cost che anche le grandi aziende come, non so, grandi system integrator a livello multinazionale, quanti ne vuoi, cioè, che fanno grandi impianti, ma veramente grandi, no? Poi dopo si affidano a me per offrire un determinato servizio locale. Poi io posso certificare secondo una certa norma. A fare il tifo soltanto sul prodotto si rischia di perdere di vista quali sono le nostre, cioè le vostre, chiedo scusa, vere, diciamo così, i veri vantaggi che potete offrire ai clienti. Quindi è evidente che questo percorso va fatto. Si vedono dei tentativi in questa direzione, a volte anche un po' goffi, perché non si è abituati, cioè, c'è poco da fare. Guarda, io, come saprai, comunico con i miei clienti con una certa costanza, insomma. Cioè, perché non sai mai che fine fa la carta, si diceva prima, e anche i bit, diciamo. Quindi a un certo punto faccio questa interrogazione, cioè questo sondaggio, diciamo così, presso un campione di questi miei clienti, che quelli Pareto, sai, non ti perdona mai, no? Il teorema di Pareto, l'80-20, l'80% del fatturato col 20% numerico dei clienti. Quindi tu hai un gruppo di clienti che sono la tua customer base, come si dice. Vado da loro, faccio c'era tre opzioni, perché dovevamo organizzare una riunione per fare certe cose. Una era, allora, aspetta che mi ricordo, vendere impianti e sistemi di sicurezza nel 2024. Cosa significa oggi? L'altra era comunicare attraverso gli strumenti moderni, social, eccetera, eccetera. Come si fa? Cosa significa? Come si fa a misurare i risultati delle nostre azioni, eccetera. Terza cosa, adesso che va di moda, perché io non sono andato alla fiera ma c'è andato mio figlio, stanno venendo fuori tutti questi sistemi integrati. Allora, per integrare telecamere io già da un po' che lo faccio sto discorso, devi usare dei protocolli che siano condivisi, perché così, ecco, svantaggio dei sistemi senza filo, devi comprare tutto della stessa marca, invece voi siete capaci, date anche questo servizio. Guarda, la trovo io la telecamera che va bene qua, perché quella lì non va bene, ci vuole questa, perché avete le competenze e lì siete un po' limitati in queste scelte. Quindi i protocolli standard per consentire, no? Quindi il terzo argomento era introduzione al protocollo MQTT. Insomma, un plebiscito, tutti MQTT, no? Tant'è vero che io poi ho scritto la battuta e dicevo, ma scusate, ma tutti questi impianti integrati che comunicano tra di loro in maniera perfetta, non li deve vendere nessuno, cioè si vendono da soli. Ditemelo, perché io non so come fate, ecco.